Manca sempre meno all'inizio del conclave che dovrà scegliere il nuovo pontefice dopo la morte di Papa Francesco. I 133 cardinali elettori saranno chiusi per la prima votazione nella Cappella Sistina dalle 16:30 di mercoledì 7 maggio. In questi giorni indiscrezioni e pronostici non sono mancati. Tra le voci più insistenti per la salita al soglio pontificio c'è quella che riguarda il prelato vicentino cardinale Pietro Parolin, nato a Schiavon e dal 2013 fino allo scorso 21 aprile segretario di Stato Vaticano. Il presule avrebbe già l'appoggio di una cinquantina di confratelli per diventare papa, ma di voti ne servono 89. Su Parolin e sulla sua salute è stato necessario l'intervento in prima persona del direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha smentito in modo categorico le notizie su un malore avuto dal cardinale. Stando ad un quotidiano romano che ha riportato fonti statunitensi, si sarebbe reso necessario anche l'intervento di personale sanitario in aiuto del cardinale Parolin in occasione di una delle congregazioni generali che stanno precedendo il conclave. Non si è verificato il malore, non è vero, ha replicato Bruni a un giornalista che chiedeva informazioni sul presunto malore legato ad una variazione di pressione. Parolin sta bene e parteciperà alle votazioni insieme a tutti i confratelli che non hanno ancora compiuto 80 anni. Da mercoledì in poi uno di loro sostituirà i paramenti rossi con quelli bianchi, lo stesso colore del fumo che precederà l'annuncio dell'elezione.